La Regione riconferma un primo impegno finanziario di 4-5 milioni di euro, frutto dei risparmi derivanti dai ribassi d'asta conseguiti sulle opere realizzate a seguito dell'alluvione dell'agosto 2003 per fronteggiare i danni che la Valcanale e il Canal del Ferro hanno subito dalle violenti piogge di venerdì scorso. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi, che ha incontrato al municipio di Chiusaforte i sindaci della valle. Non ci sono né fraintendimenti né contrarietà all'operato della Regione e della sua protezione civile, hanno puntualizzato alcuni dei primi cittadini presenti alla riunione, i quali hanno convenuto con l'assessore Riccardi di affrontare anche questa emergenza assieme, tra Regione, Provincia di Udine ed enti locali, con spirito di solidarietà e coesione, come ha indicato lo stesso assessore regionale. Assieme ha infatti affermato: affronteremo i diversi punti di crisi segnalati da ciascun comune e sempre congiuntamente stimeremo i costi delle opere necessarie e indispensabili in base alla priorità del territorio, concordando sulle risorse finanziarie da attribuire a ciascun intervento. Anche sulla base della documentazione consegnata da ciascuna amministrazione al direttore della Protezione Civile Guglielmo Berlasso, l'assessore Riccardi riferirà della situazione al Presidente della Regione Renzo Tondo e agli altri assessori nella seduta di giunta, mentre nelle prossime settimane l'assessore ha annunciato un ulteriore incontro con le amministrazioni municipali. Lei ha parlato di uno spirito di coesione, di solidarietà tra i sindaci della Valcanale e Canal del Ferro in questa occasione. È la storia di questa regione che ci insegna questa strada, perché non ci si può fermare al confine di un comune. Se il comune vicino al mio ha un problema più grosso, io devo essere responsabile nel riconoscere che quello è un problema più grosso del mio e va affrontato prima. In precedenza Riccardi, accompagnato dal consigliere regionale Franco Baritussio e dal direttore Berlasso, ha svolto un sopralluogo aereo dell'area, in particolare a Valbruna, dove ha visto già attivi alcuni dei cantieri lungo la Valsaisera, operativi grazie alla tranche di 300.000 euro stanziati nel tardo pomeriggio di venerdì.